Siamo piuttosto preoccupati perché, almeno per quanto riguarda la radio, si sostenta grazie a donazioni di fatto, quindi un aumento del doppio delle spese va a incidere in modo molto importante. Don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L'Azione e di Radio Palazzo Carli, voce della diocesi di Vittorio Veneto, non nasconde la preoccupazione per il futuro dell'emittente radiofonica, anche questa alle prese con rincari dell'energia mai visti prima. Il rincaro energetico ovviamente comporta un aumento di quelli che sono i costi di produzione sia dei programmi della radio, che in gran parte, come possiamo dire, diffonde i propri programmi attraverso ripetitori che hanno un consumo di energia elettrica piuttosto elevata. Rincari, spiega Don Magoga, che ci hanno preso alla sprovvista. Ora faremo come diocesi una stima dell'ammontare complessivo del costo di tutte le parrocchie del territorio. Un raddoppio fondamentalmente delle spese energetiche che le singole parrocchie, le singole comunità sono chiamate a pagare, a far fronte a questo tipo di spesa. Le parrocchie si stanno comunque già muovendo, ho visto alcuni confratelli che si sono adoperati per una riduzione del costo della luce utilizzando così il necessario. Una situazione che secondo Don Magoga deve portare tutti ad una riflessione. A dire il vero, questo tipo di attenzioni forse era da avere anche prima, perché noi viviamo in un contesto, in una situazione, in un mondo che consuma veramente tanta energia e ci siamo abituati a questo consumo senza una riflessione critica.